enseñaron a crecer. Merecías mi dulce gusto, miel, vos el mar. Rojo pasión volvió en blanco hiel. Mis lágrimas no terminan de caer. Ya lo sabía que no era así fiel, vos el mar. Mi sono avvicinata alla musica quando ero piccola. Mi ricordo i viaggi in macchina con i miei genitori a cantare le canzoni di Lucio Battisti, Mia Martini e Eros Ramazzotti. Poi quando sono diventata un po' più grande ho iniziato ad ascoltare anche musica più internazionale, ad esempio bachata, merengue, salsa e anche reggaeton. Fue una historia perdida. Preocupación volvió en blanco y él. Mis lágrimas no terminan de caer. Ya lo sabía que no era así fiel, vos el mar. Poi mi ricordo che mi piaceva così tanto cantare e recitare, tant'è che creavo dei piccoli varietà nella mia stanza e coinvolgendo i miei cugini invitavo ad ascoltarci amici e parenti. Di solito per scrivere una canzone parto dal testo. Mi piace parlare soprattutto delle mie esperienze personali e la musica mi dà la possibilità di esprimere le mie emozioni più profonde. Penso che sia il modo più facile proprio di esprimermi e di lasciare anche un pezzettino di me nel cuore degli altri. Per esempio nel mio ultimo singolo, Che rido, ho parlato di una mia esperienza personale, appunto, di una storia d'amore che è finita, dalla quale però ho cercato comunque di trarne un insegnamento di vita. Penso che le canzoni servano anche per, appunto, lasciare un pezzo del cantautore, ma anche allo stesso tempo lasciare un insegnamento. Non piangerò, penserò le stesse cose io farò, e se un dolore sentirò con gli occhi chiusi. Progetti per il futuro. Tanti, in particolare il teatro musicale, che è un mondo che mi appartiene e nel quale ho avuto la fortuna di poter lavorare negli ultimi anni con diverse collaborazioni e nel quale anche nel futuro vorrei lavorare e poter anche scrivere canzoni. Da un male che non sa.